ci sta un ponte medievale che si raggiunge attraversando una delle gole più belle che abbiamo in Campania. Da questo momento in poi sono circa 6 km di cammino per arrivare al ponte medievale. Cioè sembra di essere entrati in una fiaba, ci stanno dei colori, dei suoni meravigliosi. Ma ci sta già un ponte, Qua non penso sia un ponte medievale, è scarrupato, è tutto di ferro, anche arrugginito. Non lo so, ci proviamo? Ci saliamo sopra? Fa leggermente paura. Ma mi sono perfettamente al centro in questo momento. Sinceramente penso che devo scappare perché sento di rumori di ferro arrugginito. Non vorrei che cade proprio mo sto ponte. Quindi non era questo il ponte che stiamo cercando. Proseguiamo. Sono da solo nel bosco e fa sempre un certo effetto, un misto tra ammirazione e timore. Che meraviglia! Queste sono le cose che piacciono a me, le scalette in legno, proprio alla Indiana Jones. Questo secondo me è molto più bello rispetto a quello di prima perché è di pietra e legno. Ah, che bella aria fresca che sale da qui giù. E anche questo era il ponte che stavamo cercando, però valeva la pena vederlo, quindi non ci resta che continuare. Si sale. Le salite non mi spaventano, però questa è importante, sarà caldo, umidità, bisogna tenere duro. Ponte, dove sei? Finalmente è sbucato il ponte, ragazzi. Uff. Eccolo! Ah, che bella cosa! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Come sei bello ponte! Come sei bello! L'esplorazione finisce qui, bella ma intensa. Vi consiglio di visitare questo bellissimo ponte medievale. Waiù, l'America sta qua. Ciao!